Per questa terza giornata di Sardegna Mediterranea, l'isola del genio e dell'ingegno, ancora una mattinata dedicata anzitutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze degli istituti superiori di Cagliari. Ringraziamo naturalmente tutte le docenti e tutti i docenti insieme ai dirigenti scolastici per aver voluto interagire con noi, con il messaggio di questi 3 giorni. Il primo panel al quale procediamo immediatamente è particolarmente significativo del messaggio che Sardegna Mediterranea ha voluto e vuole lanciare. La presenza dell'Arcivescovo di Cagliari, che ha anche un importante ruolo di coordinamento della Conferenza Episcopale Italiana, la presenza del primo cittadino di Cagliari e del suo omologo di Catania sono particolarmente significative e saranno particolarmente importanti nella testimonianza e nel racconto, nell'analisi di quello che è un momento storico molto difficile, ma verso il quale la classe dirigente politica, ma anche la classe dirigente che interagisce con la politica e che ha un grosso ruolo all'interno della nostra società, stanno comunque lavorando per cercare di governarla senza mai scordare l'umanità che è al centro e che è necessaria per analizzare e affrontare al meglio le situazioni. Il panel sarà coordinato dalla collega Susi Ronchi, che ringrazio per essere qua con noi e alla quale cedo immediatamente la parola. Buon lavoro. Grazie per questa introduzione al Presidente della Fondazione Montebrama. Io ringrazio tutti gli organizzatori per avermi invitata, con molto piacere ho accolto questo invito e trovo che sarà una mattinata interessante anche perché abbiamo un pubblico molto giovane, vedo tantissimi studenti e studentesse che impareranno a conoscere che cos'è un documento fondamentale per la fratellanza, per la pace, per la giustizia, per la libertà e per una convivenza pacifica fra i popoli, perché parliamo della Carta di Firenze e parliamo anche della importanza che ha la persona al centro del Mediterraneo, uno spazio di pace, ma anche di coesione e di sviluppo. Lo faremo con ospiti di grande rilievo, molto prestigiosi, ve li presento, li ha già presentati Anthony Muroni, ma abbiamo Monsignor Giuseppe Baturi, che è Arcivescovo Metropolita di Cagliari, anche Segretario Generale della CEI, il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana, Paolo Truzzu. Siamo in collegamento da Catania col Sindaco metropolitano della città appunto di Catania. Ecco, lo vedo, benvenuto Enrico Trantino, grazie per essere con noi. Io volevo un attimo, prima di dare la parola a Silvano Tagliagambe, che ci farà un'introduzione proprio sul rapporto tra persona e ruolo del Mediterraneo, quindi ci aiuterà anche a entrare meglio nei temi che trattiamo, vorrei richiamare per un attimo la vostra attenzione andando indietro di più di un anno e mezzo, al 20 febbraio del 2022, quando Putin, siamo in tempi di guerra, sferrò l'offensiva all'Ucraina. Proprio in quei giorni, dal 23 al 27 febbraio, a Firenze c'è stato un grande evento. In 2 simposi differenti, 60 vescovi e 65 sindaci del Mediterraneo si sono riuniti per lavorare appunto sui temi della pace, della coesione, della conoscenza interculturale dell'identità dei popoli del Mediterraneo, e quei 2 forum sono scaturiti nella firma di una carta, la Carta di Firenze. Allora, la guerra di Putin è stata in quei giorni anche una provocazione storica che ha reso sempre più drammatica e sempre più attuale la riflessione di quelle autorità ecclesiastiche, di quelle autorità civili che erano riunite a Firenze, che hanno consegnato quelle giornate alla storia, non solo con un percorso di pace, di alleanza, un percorso ideale, ma con la volontà ferrea e ferma di firmare un patto sociale, fatto non solo di enunciati, di principi, ma fatto di azioni vere. Lo vedremo in questo dialogo che cosa si sta facendo. Ebbene,
a una settimana di distanza dall'attacco di Hamas ai palestinesi, alla Palestina, siamo scossi tutti, anche noi, da quegli stessi sentimenti di dolore e di sofferenza, quindi io credo che l'impegno assunto con la Carta di Firenze oggi sia ancora più pressante e straordinario. Bene, passo la parola a Silvano Tagliagambe per la sua introduzione. Grazie, mi fa davvero piacere parlare di fronte a tanti ragazzi, a tante ragazze, a tanti giovani, alle scuole, perché credo che il messaggio della Carta di Firenze sia un messaggio fondamentale, di un valore culturale veramente che va al di là della contingenza pur importante e drammatica di ciò che sta accadendo nel Mediterraneo in questi mesi e in questi anni. Ha un valore antropologico oltre che teologico e su questo vorrei richiamare la vostra attenzione. È una riflessione profonda che porta e induce, stimola a recuperare una coscienza mediterranea. Perché il recupero della coscienza mediterranea è importante? È importante, diciamo, al di là delle ideologie, al di là delle prese di posizione, al di là delle diverse religioni. Perché il precedente intervento del Papa a Bari sulla teologia del Mediterraneo è importante e va al di là di un puro messaggio di carattere religioso? Perché è in linea, in sintonia profonda con le concezioni più attuali del concetto di persona, di che cos'è una persona. Diciamo concezioni alle quali stanno lavorando congiuntamente la filosofia, in particolare la filosofia della mente, ma non solo, le neuroscienze, e quindi diciamo è un tema che è al centro di un'attenzione interdisciplinare di diversi aspetti della ricerca scientifica, della riflessione filosofica. E la persona viene definita un sistema complesso metastabile. Che cosa vuol dire questo? Sistema complesso metastabile. Significa che la persona è appunto una complessità la cui struttura si articola e si svolge all'interno della dimensione del tempo. Una grande filosofa francese, Simone Weil, dice ripetutamente che il problema fondamentale dell'uomo è la gestione del tempo, la capacità di comprendere la propria dimensione temporale. E questo è particolarmente importante e significativo perché oggi tendiamo a vivere nel presente, tendiamo a restringere il nostro vissuto dentro lo steccato del presente e con questo in qualche modo mortifichiamo la complessità della persona. Quando parlo di complessità mi riferisco proprio alla presenza nella persona di tre dimensioni temporali, di tutte e tre le dimensioni temporali che sono in un equilibrio dinamico tra di loro. Quello che ci dicono oggi le neuroscienze è che la persona umana che vive certamente nel presente porta dentro di sé in maniera estremamente significativa una porzione estremamente importante della eredità di un passato anche remoto. Gli studi di Remuzzi che sono stati in questi giorni, in queste settimane al centro dell'attenzione anche delle cronache, ci dicono che una parte importante e significativa del nostro DNA è il risultato di un incrocio antichissimo tra l'Homo sapiens e l'uomo di Neanderthal, e che questo incrocio ha lasciato in noi, nel nostro del DNA, tracce significative che in qualche modo incidono sul nostro presente, sulla nostra capacità di far fronte o non far fronte alle diverse forme di aggressione da parte di virus e microbi che caratterizzano la nostra esistenza, non ultima l'aggressione del Covid. Ma a parte
diciamo, questa eredità di carattere genetico, tutto l'impianto della riflessione che i neuroscienziati fanno a proposito della capacità dell'uomo di orientarsi nello spazio e nel tempo si basano su un presupposto che ormai è sempre più accreditato ed è diventato un, diciamo, fondamento imprescindibile della ricerca scientifica nel campo dei processi cerebrali. E cioè il fatto che la nostra esperienza, la nostra capacità di gestire il nostro vissuto si basa su idee guida che sono il risultato dell'eredità che ci proviene da un tempo lungo, quello che i greci chiamavano l'aion, il tempo diciamo del passato remoto, quello in cui il nostro cervello in qualche modo si è formato e ha preparato le sue capacità di risposta agli stimoli. Vi segnalo un libro, l'ho citato anche ieri, molto importante, che è uscito in questi giorni, tra l'altro è scritto molto bene ed è anche estremamente accessibile. È di uno dei più grandi neuroscienziati italiani, Giorgio Vallortigara, che dirige il Centro di Neuroscienze di Rovereto dell'Università di Trento, e si intitola Il pulcino di Kant. Il titolo è già di per sé significativo, dall'idea di una convergenza tra filosofia e scienza, tra filosofia e neuroscienza. E che cosa ci dice in quel libro? Quel libro si pone una domanda. Per capire e costruire la nostra esperienza, il nostro vissuto, basta la realtà del presente? Basta gli stimoli che noi riceviamo dall'ambiente naturale e dalle relazioni sociali? E la risposta è radicalmente no. Non c'è proporzione tra la nostra capacità di muoverci, di orientarci nell'ambiente in una complessità quale quella che questo ambiente ci presenta e il tipo di elaborazione che noi riusciamo a fare. E allora Vallortigara mette in evidenza il fatto che la nostra capacità di costruire l'esperienza quotidiana e il nostro vissuto si basa su guide cognitive che provengono da lontano, che sono a priori per l'individuo e a posteriori rispetto alla specie. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato lo sviluppo lento, progressivo della specie umana che ha portato via via alla capacità di costruire e sviluppare queste guide cognitive che sono veri e propri preziosi strumenti di orientamento, per cui la nostra esperienza del presente è radicalmente, affonda le sue radici radicalmente nella memoria di un passato anche remoto, senza il quale noi saremmo privi delle nostre capacità basilari di orientamento. E dentro di noi abbiamo un laboratorio, il DNA, che sperimenta continuamente, sperimenta a nostra insaputa, è costantemente orientato verso un futuro, sperimenta nuove soluzioni. Per cui dentro di noi radicalmente abbiamo il passato delle guide cognitive, il futuro del DNA che sperimenta e il presente in cui noi dobbiamo riuscire a ibridare, a mescolare queste dimensioni temporali. Per cui dire che la persona è un sistema complesso metastabile significa proprio dire che la persona, la cifra fondamentale della persona consiste nella sua capacità di equilibrare in maniera opportuna, adatta alle circostanze che viviamo, queste tre dimensioni temporali, che esistono dentro di noi, questo lo voglio sottolineare, contemporaneamente senza gerarchia. Non è vero che il presente è più importante del passato o del futuro. Dentro di noi queste tre dimensioni si equilibrano, senza, ripeto, nessuna gerarchia specifica, per cui non potremmo capire quello che siamo senza il riferimento a questo tipo di equilibrio dinamico tra le tre dimensioni temporali. Allora, il passato non è qualcosa
che in qualche modo fa parte di una esperienza che possiamo accantonare. Un altro libro estremamente importante che è uscito una ventina di anni fa è di un premio Nobel per la medicina che ha dato dei contributi straordinari alla scoperta di come funziona il nostro sistema immunitario. Si chiama Gerald Edelman e ha scritto un libro che si intitola Il presente ricordato. Già dal titolo voi potete capire qual è il messaggio che ci vuole dare. Questo libro falsifica in maniera inconfutabile l'idea che il passato sia costituito da un archivio di ricordi, dal quale noi peschiamo di volta in volta qualcosa di integro, dei ricordi che rimangono lì e che sono lì depositati in maniera in qualche modo intangibile. In realtà, dice Edelman, il nostro passato è fatto di frammenti di ricordi, di dettagli, di pezzi che noi ricombiniamo, strutturiamo, organizziamo a seconda delle esigenze del nostro presente. Per cui non è vero che i ricordi vanno dal passato al presente, è invece il presente che con le sue urgenze, le sue esigenze, richiama di volta in volta alcuni aspetti dei nostri ricordi vicini e lontani e nel momento stesso in cui li richiama, li contestualizza, li riorganizza, li reinterpreta. Per cui il presente incide sul passato remoto, ma questo titolo presente ricordato ci fa anche capire che la nostra capacità cognitiva fondamentale è la memoria. Presente ricordato significa che anche il presente entra immediatamente a far parte del flusso vitale e dinamico della memoria. Per cui la memoria non è qualcosa di cui possiamo fare a meno. La memoria è l'elemento costitutivo fondamentale della nostra esistenza ed è da lì che noi ricaviamo la capacità di progettare il nostro futuro, di pensare all'avvenire. Ecco in che senso memoria, presente, ricordo, passato e avvenire si uniscono tra di loro, si ricombinano a vicenda e ci propongono una prospettiva di cui abbiamo bisogno. Ecco il senso della Carta di Firenze che vorrei sottolineare, e cioè l'esigenza di visioni di lungo periodo. Noi siamo isolati nella contingenza, nei problemi della quotidianità, ma i problemi che urgono, lo spopolamento, i grandi flussi migratori, il riscaldamento globale, la crisi energetica e chi più ne ha più ne metta, richiedono non un pensiero di breve respiro, ma richiedono visioni di lungo periodo. E queste visioni di lungo periodo possono essere offerte soltanto da un pensiero che sia orientato a guardare il futuro, ma sappia orientarsi e sappia in qualche modo essere guidato da una profonda memoria del passato. Allora la Carta di Firenze ha un valore antropologico, oltre che teologico, profondo, proprio perché il recupero della coscienza mediterranea significa ripensare il nostro passato, come si sta facendo qui in questi 3 giorni. Capire il significato profondo della storia, dell'archeologia, di tutte le dimensioni cognitive che ci danno chiavi interpretative importanti del passato e che attraverso queste chiavi interpretative ci consentono di orientarci nel nostro presente. Per cui non stiamo parlando di qualcosa che è passato, nel senso che non incide più sul nostro presente. Non stiamo parlando di qualcosa che è morto, stiamo parlando di qualcosa di vitale che ci ricorda un bellissimo aforisma di un grande musicista, e cioè Mahler, giustamente citato più volte: la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la capacità di vivificare continuamente e di ravvivare il fuoco che ci agita dentro. Vi ringrazio.
Grazie a Silvano Tagliagambe anche per questi stimoli a conoscere sempre di più, a leggere, che ci ha trasmesso anche in questo sereno e tranquillo sabato mattina, lo dico anche per i ragazzi. Io parlerei subito, mi rivolgerei subito a Monsignor Giuseppe Baturi, perché in questa circostanza lui non solo è testimone, anche il sindaco Paolo Truzzo era presente alla firma della carta, quindi sono testimoni di quello che è successo, delle riflessioni fatte a Firenze, della scrittura della carta, della firma. Personalmente lo hanno fatto della carta, ma lui rappresenta anche un formidabile trade union tra le due isole che stiamo mettendo a confronto, Sardegna, Sicilia, abbiamo collegato il sindaco di Catania, e le due città, Cagliari e Catania, perché Monsignor Baturi è nato a Catania, è stato addirittura compagno di università del sindaco attuale di Catania, e quindi ci può aiutare anche a trovare delle similitudini fra queste due città. Opera a Cagliari, mi pare, ormai da 4 anni come arcivescovo. Quindi, però io la vorrei portare a riflettere su questo aspetto, anche perché sapendo che avremmo avuto diciamo un pubblico di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, io ho sottolineato alcuni aspetti che mi sembrano interessanti soprattutto per la scuola e per un pubblico così giovane. Cioè la carta non è un semplice enunciato di principi, valori che rimane lì scritta, sottoscritta e finita così. È una carta che presuppone una mobilitazione, una carta attiva, come diceva Silvano Tagliagambe, è sul presente, richiama il passato, ma poi si proietta su un futuro e non si sa quando poi tutte le parti della carta saranno realizzate. Non abbiamo fretta, però intanto ci immettiamo nel suo cammino. Monsignor Baturi ci dirà che cosa è successo da allora a oggi per quel che riguarda soprattutto il cammino della Chiesa, perché ci sono stati 2 avvenimenti importanti a luglio, a Firenze di nuovo, e poi a Marsiglia, con alcune parole che ha detto il Santo Padre. Prego, Monsignore. Bene, grazie. E grazie anche di questa magnifica introduzione. Segnalo che un grande teologo come Joseph Ratzinger parlava non solo di un presente ricordato, ma di una memoria del futuro. Sono prospettive che potrebbero incrociarsi, davvero molto suggestive. La verità è che gli uomini nascono dentro un contesto culturale, storico, per cui i dati e le coordinate geografiche non sono indifferenti. Ho quasi 60 anni, ma è chiaro che il mio modo di vedere le cose è condizionato dal luogo in cui sono cresciuto, in cui sono stato educato. E anche il linguaggio, per esempio, che usava mia mamma, anche il linguaggio è un elemento decisivo dell'eredità che ci viene consegnata. Diceva un grande filosofo siciliano che si muore in dialetto. Interessante che riconsegniamo la vita nello stesso modo in cui l'abbiamo acquistata, in dialetto, cioè il linguaggio della mamma. E il mio dialetto conserva tantissime parole arabe, così come greche, così come normanne. E questa è la storia, che non è un fatto del passato confinato in secoli lontani, è il mio presente. Il mio presente. Ricordo l'emozione quando ero già grande, universitario, lessi un libro, ricordo perfettamente, copertina gialla di Santi Romano, che parlava delle leggende degli arabi in Sicilia. Gli arabi furono sconfitti dai normanni, il momento decisivo per quanto riguarda il catanese 1089, e quindi 1000 anni fa più o meno. Io riconobbi almeno 2 storie che mia mamma raccontava a noi, suoi 5 figli. Storie che hanno attraversato più di 900 anni per raggiungere me e in qualche modo per proiettarmi, sporgersi verso il futuro. Siamo figli di una storia, quindi, che ha
si è sviluppato nel Mediterraneo, questo mare, questo bacino che ha diviso e ha unito. Sono state le linee del Mediterraneo, linee di guerra, così come linee di traffici e di cultura. E questo vale per la Sicilia come vale per la Sardegna. Il Papa nella bolla di nomina scrisse: ti chiedo di passare da un'isola all'altra. Mi piacerebbe pensare che dentro ci fosse anche ti prego di collegare un'isola all'altra. È una realtà geografica che può essere una vocazione, perché ci costringe alla prossimità. E noi l'abbiamo sperimentato tante volte. Pensiamo a certe guerre che accadevano in Grecia a causa di ciò che a Siracusa avveniva, no? O nell'altra sponda mediterranea dell'Africa rispetto al granaio. E questa prossimità, e questa è la grande scommessa, è condannata alla ostilità, per cui patrimoni diversi, perché tali sono, devono necessariamente combattersi, tentare un'egemonia contro le altre, o possono essere, ed è questa l'affermazione prioritaria di questa carta, nel riconoscimento della diversità dei patrimoni, essere appresi e accolti come un patrimonio condiviso, che implica il gesto fondamentale dell'amicizia, rivolgersi all'altro dicendo: tu sei un bene, tu resti tu, ma sei un bene per me. Questa è una grande scommessa che fu ed è stata a volte la scommessa dei tanti protagonisti della storia. Poi arrivo alla carta, ma devo dire che il professore mi ha stimolato, finisco e poi arrivo alla carta. Io ho avuto tra le mani, perché un mio grande amico, un professore di filosofia, che fu anche discepolo di Romano Guardini in Germania, quindi ormai morto perché il tempo passa, era un grande esperto di numismatica e mi consegnò, ma ritirò subito dopo, a scanso di equivoci, le monete normanne dei primi 100 anni di dominazione. 1089 vengono, bene, erano monete bellissime che in una faccia portavano la scritta latina e immagini cristiane, nell'altra quella araba. Perché la moneta, che doveva realizzare lo scambio, poteva interpretare già l'incontro tra due realtà. E guarda caso i normanni creano quel grande patrimonio dell'umanità che sono certi duomi, Duomo di Cefalù, poi la Cappella Palatina e poi il Duomo di Monreale. Il Duomo di Monreale, che è stato fatto da architetti latini, i mosaici sono stati voluti da iconografi bizantini, perché siamo stati bizantini, ma gli operai che sistemavano i tasselli erano arabi, i più grandi esperti in mosaici. Quel grande capolavoro è stato fatto da queste tre grandi energie. Ma il lavoro, ci sono delle leggende bellissime su questo, quei lavoratori arabi che mettevano tasselli di colori diversi, poi si sono accorti che realizzavano l'immagine di Dio, che è un'immagine che risulta dall'accostamento armonioso di tante diversità. Allora, la carta di Firenze. Io prima di diventare vescovo ero in CEI e quindi sono stato sottosegretario, sono anche testimone di come è nato tutta questa roba, ero sottosegretario. Nel 2018 il Cardinale Bassetti, il nostro presidente fiorentino, ha conosciuto la Pira come tanti altri personaggi di quel mondo, Turoldo, come Milani e altri, disse: voglio riprendere la grande idea di La Pira.
La Pira aveva immaginato, e per questo lavorato, per realizzare una sorta di diplomazia parallela delle città. Visto che gli stati non si mettono d'accordo, provino le città a dialogare per trasformare il Mediterraneo in un mare di pace, convinto che la pace nel Mediterraneo avrebbe avuto conseguenze positive anche su altri scenari. A Bari nel 2020, febbraio, poco prima del lockdown, ci fu l'incontro con vescovi, venne il Papa a delineare questa grande cultura del Mediterraneo come la cultura dell'incontro. Perché ciò che mi apre al futuro è il desiderio, perché non posso accettare che la mia vita si consumi in questo presente. Desidero sempre qualcosa di altro e di oltre. È l'incontro, perché le vere novità nella nostra vita non sono solo conservate nella memoria, si aprono al futuro grazie all'incontro con qualcun altro, soprattutto i più giovani. Poi riprendemmo un'idea che era in una dichiarazione, pensare adesso come profetica, sulla fratellanza universale stretta dal Papa con Gran Mufti del Cairo, di Al-Azhar, la più grande università islamica, in cui alla dialettica maggioranza-minoranza intendeva sostituire quella della logica della cittadinanza. Significa, non identifichiamoci con parti che possono essere maggioranza o minoranza, sentiamoci tutti protagonisti della costruzione della città degli uomini. Questa è l'idea di cittadinanza, non l'idea giuridica evidentemente, ma l'idea di, pur conservando radici ineliminabili, io sono cristiano, non devo far finta di non esserlo, ma pur essendo cristiano, questo non è scontato, Pensate che ci sono dei paesi nel Mediterraneo in cui è l'appartenenza religiosa che garantisce la titolarità di diritti che lo Stato deve soddisfare, non il contrario. Proviamo a pensare all'idea di cittadinanza. Perché? Perché l'uomo ha delle radici nella città intesa in senso lato. Addirittura la Pira diceva che la crisi contemporanea è la crisi della città, perché è la crisi di uomini senza radice, di uomini che vivono senza realizzare rapporti armoniosi. E poi perché la città oggi è lo specchio del Mediterraneo. Andiamo alla Marina, andiamo al centro, i cinesi, cioè le nostre città sono come lo specchio del mondo. E la capacità di vivere il fenomeno religioso, l'appartenenza religiosa, il dialogo tra gli uomini nella città può aiutarci a estendere un'idea ben più vasta. L'idea della città significa per noi cristiani due cose. Primo, come contribuire a una società buona, un bene comune per tutti. Due, come garantire la libertà religiosa, che è la prima libertà dell'uomo, che è la libertà di seguire il proprio bene. Bene, questo ha condotto naturalmente a Firenze il sindaco Nardella a realizzare una convocazione di sindaci, 65, tra i cui il sindaco di Kiev. L'incontro si aprì il 23, il 24 notte c'è la guerra, ricordo l'impressione enorme, e pensate, il 26 già il sindaco di Kiev si collega in videoconferenza per parlare di ciò che sta accadendo. Il 26 c'è questo incontro straordinario, e c'era anche il sindaco Truzzo, a Palazzo Vecchio di Firenze, i sindaci di fronte ai vescovi per parlare di questi temi, di come il Mediterraneo può essere un luogo di pace. Il 26 si firma la carta, la cui effettività dipende da noi, non si autoproduce, ecco, non si autorealizza, dipende da noi. Dico alcune idee fondamentali. La diversità del patrimonio e delle tradizioni dell'area sono patrimonio condiviso per tutta l'umanità.
e quindi l'importanza di recuperare una vocazione alla prossimità di pace dei popoli del Mediterraneo. Popoli che hanno visto la nascita dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islamismo, ma che vivono crisi fondamentali. Il Libano, la Siria, l'Ucraina, attenti alla ex Jugoslavia, il Marocco, la Libia. Allora il recupero di questa vocazione alla pace nel Mediterraneo deve essere guidata da un'aspirazione condivisa a porre la persona umana al centro dell'agenda internazionale. Non logiche di conquista, ma la persona umana. Concludo con alcune indicazioni concrete che dipende da noi poter realizzare. Lo sviluppo di programmi per giovani di tipo universitario o scolastico. Una immaginazione nuova delle politiche delle migrazioni. Una riflessione, è bellissimo, su ciò che tiene unite le nostre città, che veda rappresentanti civili e religiosi attorno allo stesso tavolo. Noi, come Chiesa Italiana, abbiamo voluto scommettere molto sui giovani e allora abbiamo realizzato 2 progetti, uno con l'associazione Rondine di Arezzo che cura, pensate, stage di convivenza con giovani provenienti da situazioni di crisi e li fa dormire nella stessa stanza, l'israeliano con il libanese, la bosniaca, ho conosciuto una bravissima ragazza, insieme magari al kosovaro, per realizzare programmi la cui effettività deve però svolgersi nei paesi di origine, per creare legami. E poi l'iniziativa nostra su cui scommettiamo tanto è il convegno, il congresso dei giovani del Mediterraneo, che vede radunati diverse decine di giovani provenienti da 18 paesi che per 3 anni lavoreranno su questi temi, non lasciando il loro paese se non per brevi tratti, ma ciascuno a partire dalle proprie identità. Scommettere sui giovani significa scommettere sulla capacità di immaginare un nuovo futuro, perché sono più aperti forse, se sono buonificati un po' dall'odio che noi adulti aiutiamo a trasmettere. Marsiglia è stato l'ultimo anello di questa catena, è andato il Papa che ha esplicitamente detto che era la continuazione di Bari e di Firenze, con uno sguardo particolare sul tema dell'immigrazione. Sono stato lungo, ma la passione. No. Lo può tenere. Io ringrazio davvero Monsignor Batturi anche per questa sua capacità di comunicare, no, con tutti, con parole semplici ma molto significative. Ci ha fatto fare già un viaggio veloce all'interno della carta e quindi la ringrazio. Vediamo poi se riusciamo a fare un secondo passaggio magari ancora più sintetico e per dovere di ospitalità, Sindaco Truzzu, direi che diamo magari la parola al Sindaco di Catania. Eccolo qua, lo vedo in collegamento. Buongiorno, buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi. Vede quante persone la stanno ascoltando, soprattutto giovanissimi, età anagrafica diciamo 18 anni forse, no? 17-18 anni sono i ragazzi delle scuole superiori di Cagliari, quindi è molto importante quello che riusciamo a dire perché sono messaggi che vanno diretti a loro. Lei non era presente alla firma perché è stato eletto sindaco di Catania alle ultime amministrative, a maggio mi pare, no? Quindi esatto. Ecco, di recente è diventato primo cittadino, però Catania
ha aderito alla Carta, quindi abbiamo anche la firma di Catania. Catania è una grande città, è una città io credo anche molto complessa da amministrare, da gestire, e vorrei premettere questo, cioè il lavoro dei primi cittadini è diventato un lavoro davvero quasi inumano, perché io dico sempre devono avere sempre piedi e mani dentro le loro comunità, siete impegnati 24 ore al giorno, dovete affrontare di tutto, piccoli problemi, grandissimi problemi, quindi insomma io credo che il vostro impegno anche rispetto alla Carta, che in qualche modo ci ha sintetizzato Monsignor Baturi, sia un impegno quotidiano, cioè voi un po' quotidianamente attuate nelle vostre comunità i principi della Carta. Però io vorrei entrare nello specifico di Catania e chiederle, insomma, in base un po' agli aspetti identitari, alle specificità, alle vocazioni della città, in che modo voi potete dare un contributo che sia centrale, aderente alla Carta? Io la ringrazio, buongiorno a tutti. Chiedo scusa per non essere potuto venire e non aver potuto godere dell'ospitalità dell'amico Paolo. Purtroppo ho un'aggiunta che mi aspetta di là per tutta una serie di questioni importanti che ci costringeranno a rimanere insediati per tutta la giornata, ma d'altra parte c'era un mio concittadino ben più autorevole di me che si sarebbe trovato qui sul palco oggi per parlare, quindi sono più che autorevolmente sostituito, e anzi saluto anche Monsignor Baturi, che avrei poi desiderio di rivedere al più presto. Quel che lei ha detto è verissimo. Innanzitutto mi permetta una correzione preliminare, che non è l'espressione di un vezzo, ma è di una esigenza che avverto, che ha anche un suo valore simbolico, perché lei giustamente, così come si avviene convenzionalmente, mi ha definito il primo cittadino. Io ogni volta correggo dicendo che sono il primo fra i cittadini, proprio perché mi rendo conto che nella condizione politica in cui ci troviamo, una delle prime esigenze che abbiamo noi sindaci è quella di ridurre le distanze fra le istituzioni e la cittadinanza, perché troppo spesso in passato sono state avvertite come qualcosa di assolutamente autoreferenziale, posta su un livello diverso, in qualche modo dissuadendo dalla pratica dei principi civici, in quanto non vedevano che ci fosse questa sintonia fra città e cittadinanza. E su questo infatti stiamo lavorando, e vengo subito poi alla questione che lei mi ha posto. Noi abbiamo aderito alla Carta di Firenze, sebbene appunto sia stato nominato solamente sono insediato il 5 giugno di quest'anno. Ho comunque cercato di ispirarmi a tutti quei valori contenuti nella Carta di Firenze e che un po' costituiscono anche il background culturale di molti di noi. Però è chiaro che nel momento in cui noi dobbiamo passare dal mondo perfetto, dal mondo ideale a quello reale, c'è una distanza siderale. Perché se è vero che noi dobbiamo tendere a una società che sia quanto più accogliente, che sia quanto più ospitale nei confronti di chi è meno fortunato, io desidererei che però ponessimo anche in evidenza l'esigenza di una sostenibilità di questi flussi migratori, di queste condizioni, per evitare che poi alla fine l'accoglienza sia solamente un qualcosa che permetta ad altri di venire nella speranza di un futuro migliore, ma che non ci sarà mai. Ecco perché io dico sempre che l'accoglienza senza integrazione rischia solo di essere un valore fuorviante, in quanto nel momento in cui noi non riusciamo a garantire ai nostri fratelli meno fortunati possibilità di vita in condizioni sociali migliori da quelle che hanno lasciato, avremmo penso solo tradito le premesse che avevamo auspicato, perché li avremo costretti a essere poi soggetti protagonisti semafori per elemosinare qualcosa, se non addirittura facili reclute per le associazioni criminali, e parlo della realtà siciliana. E allora nel momento in cui noi parliamo di possibile contenimento di questi flussi migratori, ma lo facciamo anche in un'ottica di salvaguardia di questi nostri fratelli, perché se, come si dice nella Carta di Firenze, una delle premesse è che bisogna anche tutelare chi intenda andare via da paesi
che oramai vivono condizioni disperate anche per il degrado del suolo, per la pessima qualità dell'offerta politica che c'è, specie in alcuni paesi del Centro Africa. Nello stesso tempo non stiamo facendo altro che consolidare quelle situazioni di crisi che di fatto determinano la migrazione. Cioè laddove noi non consentiamo a chi è nato in un certo paese in qualche modo di far sì che quella sua società migliori, sostanzialmente noi stiamo alimentando questa desertificazione progressiva di quelle realtà, perché tutti saranno costretti prima o poi ad andarsene, perché non facciamo altro che incoraggiare il degrado, che alimentare questa condizione di pessima politica che spinge tantissimi a fuggire. Ecco perché bisognerebbe forse investire un po' più rispetto a quanto non si è fatto in passato per garantire, per consentire migliori condizioni di esistenza e di sviluppo nei paesi africani. Perché se poi noi rapportiamo quella realtà al passato remoto, per utilizzare quel che diceva prima il professore Tagliagambe, e nel momento in cui, sempre per quel che ha detto il professore Tagliagambe, dobbiamo noi immaginare delle esigenze di visione di lungo periodo, cerchiamo anche di fare i conti con gli errori che ben noi abbiamo conosciuto nel recente passato, allorché il Mar Mediterraneo, che doveva essere l'occasione storica per due terre straordinarie come la Sardegna e la Sicilia per assumere un ruolo di protagonismo, invece è stato abbandonato, è stato sacrificato in una visione geopolitica molto miope, che non ha tenuto conto non solo di quanto fosse importante un maggior ruolo di protagonismo delle due isole per garantire un miglior sviluppo del paese, ma nello stesso tempo senza mai mettere a profitto, a risultato, tutto quel che è stato fatto da altre forze, perché se io penso a quanto hanno compiuto gli Stati Uniti in Sicilia negli ultimi 60 anni, e io penso allora all'occupazione, non all'occupazione, ma agli insediamenti di Sigonella, e poi presso l'aeroporto di Trapani Birgi e Pantelleria, e poi penso ai missili cruise a Comiso, e poi penso al MUOS, al Mobile User Objective System, questa stazione satellitare della Marina statunitense sorta a Niscemi, una struttura di 7 miliardi di dollari che consente a Washington di coordinare i propri mezzi marittimi, gli aerei e i droni, oltre che di intercettare movimenti e comunicazioni di alleati e avversari. Penso al nodo Sparkle, attraverso cui si controlla il Sicily Hub, questo snodo internetiano con sedi a Palermo e Catania. Tutto questo avrebbero dovuto consentire, in una politica più avveduta, secondo una visione certamente più provvida, avrebbe dovuto consentire, se non costringere, una più attenta valutazione da parte dei governi del passato, di un più remoto passato, affinché si tramutasse questo controllo degli Stati Uniti anche in maggiori opportunità per la Sicilia. Noi invece questo non l'abbiamo permesso. Oggi stiamo cercando un poco di riscattare quel che abbiamo noi smarrito, ma nello stesso tempo arriviamo sempre troppo tardi. Noi di fatto abbiamo incoraggiato Caoslandia nel momento in cui non abbiamo fatto nulla per evitare che accadesse quel che è successo in Libia con le occupazioni turche e russe. E adesso ci troviamo un pochettino scoperti. Cosa voglio dire in tutto questo? Perché sembra che poi alla fine la mia sia un'invettiva politica. Assolutamente no, io cerco di ragionare solo in termini costruttivi. E in questo senso è chiaro che noi dobbiamo rimediare a tempo perduto. E cosa possiamo fare? Cosa possono fare i sardi e i siciliani? Ma io credo che innanzitutto si dovrebbero battere di più affinché vi sia questa zona economica esclusiva che permetta ai nostri pescatori di avere un ruolo di protagonisti e non di vassalli degli scenari politici che giungono dall'Algeria, dalla Tunisia, dalla Libia e che in qualche modo ci fanno essere residuali nel posizionamento economico, ma nello stesso tempo vorrei che ci fosse anche una maggiore attenzione sulla politica estera del nostro paese, proprio perché il Mediterraneo diventi luogo di pace, diventi luogo di cultura come è sempre stato e diventi anche quel luogo che permetta quella sintesi che probabilmente in tutto il resto del mondo non si trova. Rispetto al corridoio Indo-Pacifico noi avremo una posizione privilegiata, dove per noi intendo proprio Sicilia e Sardegna, che dovremmo sfruttare meglio.
perché altrimenti saremmo venuti meno al ruolo che la geografia e che quindi chi ha creato il mondo ci ha dato nei momenti in cui ci ha consentito di vivere in queste due isole meravigliose. Noi adesso stiamo cercando, attraverso risorse nostre, di prenderci un po' più di protagonismo, e in questo senso il principio ispiratore di questo convegno, da un lato il telescopio Einstein e dall'altro il KM3Net, diventano anche, soprattutto quest'ultimo, visto che viene realizzato a 3.300 metri sotto il livello del mare, diventa anche un modo per posizionare un insediamento strategico in quel mar Mediterraneo che abbia valore di costruzione e non di distruzione. Io dico sempre, Monsignor Baturi certamente lo sa, che una delle cose che rende Catania orgogliosa è il fatto di possedere l'unico arco di trionfo al mondo dedicato a un successo non per una guerra, ma sulle calamità naturali. Noi abbiamo la nostra porta ferdinandea che recita Melior decine resurgo, proprio perché esalta la vittoria sul terremoto e sulle eruzioni del 1669 e del 1693. Ecco, mi piacerebbe immaginare che il KM3Net, in un momento di disordine mondiale, in un momento di caos geopolitico, sia anche quell'insediamento che permetta di ragionare in termini di visioni per il futuro e non per alimentare quelle difficoltà, quegli squilibri che spesso portano a creare le condizioni affinché altri lasciano la propria terra per cercare quel che altrove non potranno mai trovare. Io mi limito a questo indirizzo, chiamiamolo un indirizzo di saluto, e vi chiedo scusa se sarò costretto adesso a scollegarvi, ma devo purtroppo tornare dai miei colleghi di giunta per proseguire il mio lavoro. Vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie Sindaco. Primo cittadino fra i primi cittadini, quindi insomma, benissimo. Fra pari, insomma. Grazie di questo collegamento e grazie anche, buon lavoro soprattutto, e grazie al Sindaco per aver toccato dei temi che poi mi aiutano anche a introdurre diciamo, il discorso che farà il nostro Sindaco, il Sindaco Truzzu, e non l'abbiamo presa come un'invettiva politica certamente, anche se la questione dei migranti e dei flussi migratori è un problema molto divisivo, sappiamo, nella politica, è un problema nell'agenda di tutti questi governi, quello attuale e quelli passati, a cui bisogna trovare una soluzione. Ma io mi soffermerei soprattutto sul binomio che ha sottolineato il Sindaco Trantino, cioè l'accoglienza e l'integrazione. L'accoglienza non è ospitalità, che ha una scadenza, io ospito qualcuno, poi parte e chissà se lo rivedrò, ho fatto il mio dovere. L'accoglienza presuppone l'integrazione. Allora Cagliari è una città non solo ospitale, ma accogliente, è una città turistica, sempre più turistica, ha un ruolo fondamentale e geopolitico per quel che riguarda oggi questi nostri temi, al centro del Mediterraneo, in una delle più grandi isole del Mediterraneo con la Sicilia, e ha dei quartieri multietnici, cioè Cagliari è già abituata, come città, cittadini, eccetera, a relazionarsi con culture diverse, popoli diversi. Ma nella carta, Sindaco, c'è proprio un passaggio in cui i sindaci, sempre in partnership con altre istituzioni, perché da soli i sindaci, diciamo la verità, non possono attuare tutti i punti della carta. Si parla di alleanze con altri gradi istituzionali, quindi i governi, le regioni, eccetera, devono favorire occasioni di sviluppo. I sindaci non creano posti di lavoro. C'è anche questa credenza. Io sono stata giornalista videolina per tantissimo tempo alla RAI e ricevevamo anche telefono, ma il sindaco che non ci aiuta a trovare posti di lavoro. Il sindaco deve creare condizioni favorevoli di sviluppo, di attrattiva, di accoglienza, ma di per sé il sindaco non crea posti di lavoro, quindi crea condizioni di sviluppo e soprattutto, poiché anche il sindaco ha vissuto un'esperienza personale in questo senso, deve attrarre i ragazzi, i nostri giovani, a stare
nella nostra terra, essere formati e non abbandonare la nostra terra. La Carta parla anche di condizioni di sviluppo anche per le donne, perché noi sappiamo che anche secondo gli ultimi dati Istat Sardegna la occupazione femminile è cresciuta, ma guardate che c'è un gap tra uomo e donna che è pari a 17,5 punti percentuali a sfavore delle donne. Quindi c'è molto da fare ancora, anche per le donne. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, ai professori e dirigenti scolastici. Ma diciamo che le riflessioni che ha fatto Enrico, che ha fatto Monsignor Batturia, che ha fatto il professor Silvano Tagliagambe, insieme alla domanda che mi ha fatto Susi, che aveva 3 domande sostanzialmente, mi lasciano un compito molto arduo. Io inizierei però con una frase di Italo Calvino che utilizzo spesso, e che è questa, che la città prende forma dal deserto a cui si oppone, che è un'affermazione naturale, oggettiva, però che molto spesso non siamo abituati a considerare. E allora, da questa frase, 2 riflessioni. Il primo è che la città è costruzione. E quando si costruisce qualcosa c'è la fatica. E quando c'è la fatica c'è la necessità, come dire, di risolvere i conflitti. C'è la necessità di mettersi assieme e di lavorare. La seconda è che per avere, come dire, una città costruita ci vuole una visione. E ritorniamo a quello che diceva il professor Tagliagambe. E badate, la visione è impopolare, perché quello che chiede il cittadino, come diceva Susi, e lo chiede ancora, è il posto di lavoro, è la telefonata al sindaco per avere una casa, poi magari c'è anche la sistemazione della buca, il ritiro dell'immondezza, e tutte queste cose che fanno un insieme di quotidianità straordinario e di emergenza continua lasciano poco spazio alla visione. E al cittadino, tendenzialmente, la città del futuro interessa poco perché ha bisogno di risolvere il problema concreto, quotidiano, il problema di quel momento, del presente. Questa è la difficoltà, diciamo, che ovviamente vivono i sindaci. Io personalmente ho sempre pensato che ognuno di noi ha ovviamente il ruolo di dover risolvere i problemi della quotidianità, ma non può rinunciare alla visione, non può dare un indirizzo alla propria città, non può non dire ai propri concittadini che cosa vogliamo fare di questo spazio nel quale tutti assieme viviamo. Come vogliamo superare i conflitti che ci sono? Che città vogliamo lasciare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti? Se penso alla mia città, io lo dico sempre, Cagliari è un'estensione di 80 km quadrati circa. Il 50% sono verde, sono parchi, giardini, lagune, spiagge. Quanti di noi lo sanno? Quanti di voi lo sanno? Quanto abbiamo riflettuto su questo fatto che rende questa città unica nel Mediterraneo e nel mondo, una città che riesce a mettere assieme, se ci riflettiamo, delle complessità incredibili, perché guardate, noi viviamo in un'area fortemente urbanizzata, in un'area che ha una delle raffinerie più grandi d'Europa, sicuramente una delle più grandi del Mediterraneo. Ha un'area di 300.000 persone che vivono sostanzialmente sotto un asse stradale particolarmente congestionato che è la 554 e al centro di questo marasma complessivo da 25 anni nidificano i fenicotteri. È un qualcosa di unico che ci rende unici nel mondo. Quindi riuscire a recuperare un'idea di visione della città poi ci aiuta anche a recuperare una visione del nostro ruolo come città, come isola nel Mediterraneo. Io ho 51 anni, diciamo che mai come in questi ultimi 5 anni il Mediterraneo è diventato un elemento di discussione
e di riflessione è un elemento che ha avuto centralità nel dibattito politico. Perché guardate che il Mediterraneo da 5 anni è diventato uno dei luoghi più importanti del mondo. È stato la culla della civiltà, però ce ne eravamo sostanzialmente scordati. Quando io andavo all'università non c'era tutta questa attenzione sul Mediterraneo, perché era un posto, uno dei tanti posti del mondo. L'attenzione era concentrata più su altre aree geografiche. Oggi è il luogo, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sociale, dove c'è più fermento. E succedono cose particolari, perché lo dicevamo prima, e succedono anche cose sulle quali che ci devono aiutare anche a riflettere sul ruolo della nostra città. Io lo dico sempre, a Firenze il sindaco e il vescovo di Cagliari erano gli unici due della stessa città. Non c'erano altre città che avevano il sindaco e il vescovo che firmavano la carta di Firenze. E Firenze è avvenuta nel momento in cui scoppiava la guerra in Ucraina. Sì. E oggi stiamo chiacchierando e discutendo del ruolo del Mediterraneo e della convivenza all'interno del Mediterraneo a una settimana da uno degli eventi più tragici nella storia millenaria del nostro mare. Perché credo che quello che è successo la settimana scorsa in Israele sia uno degli eventi più tragici che ricorderemo. Sarà uno degli eventi più tragici della storia millenaria del Mediterraneo. E però l'altra riflessione che facevamo anche il giorno che si è aperta questa 3 giorni, diciamo, di lavori, attenzione, è vero che nel Mediterraneo ci sono state tante guerre, è vero che nel Mediterraneo ci sono stati tanti conflitti, ma la storia del Mediterraneo è una storia di convivenza, di confronto, di scambi commerciali, di grandi civiltà, di grandissime civiltà, di civiltà che hanno fatto la storia del mondo. E su quello dobbiamo lavorare, su questo dobbiamo lavorare, sul confronto, sulla civiltà, sull'incontro, perché uno dei messaggi straordinari, direi rivoluzionari della Carta di Firenze, nel momento e nel mondo in cui viviamo oggi, è che il vero sale del Mediterraneo è la diversità. Noi siamo abituati a pensare che la convivenza, il rapporto tra cittadini, tra popoli, derivi dall'uguaglianza. Sì, l'uguaglianza è giusta, ma l'uguaglianza fino a se stessa non serve a nulla, perché io mi riconosco nell'altro, o meglio, riconosco me stesso perché ho davanti a me un'altra persona, una persona diversa, una persona che ha un'altra cultura, con la quale posso costruire un percorso. E un percorso, come dicevo all'inizio, di pace, un percorso di collaborazione, un percorso di confronto, di crescita, di sviluppo nelle città così come tra i popoli richiede fatica, perché bisticciare e fare la guerra è un secondo. Ragazzi, quante volte vi capita bisticciare col vostro amico? Ci vuole pochissimo tempo, una fesseria, un fatto e si bisticcia. E quanto è difficile fare la pace. Per fare la pace bisogna lavorare, ci vuole la capacità di rinunciare a qualcosa, di riconoscere magari un errore, riprendere a parlarsi, è complicatissimo. E questo, devo dire, lo sforzo che noi sindaci possiamo fare, sapendo ovviamente che i sindaci non sono supereroi, non hanno nemmeno la capacità, hanno la capacità sicuramente di sviluppare diplomazia, rapporti con le altre città, hanno un grande senso pratico perché ogni giorno sono chiamati a risolvere più di un problema, ma non possono inevitabilmente sostituirsi ai governi e agli stati. Il ruolo principale è dei governi e degli stati. E una delle sfide che noi abbiamo nella capacità di tutelare la diversità, lo dico, richiamo un'esperienza personale, la richiamava prima Susi. A me è capitato di dover lasciare la Sardegna, dover andare a studiare, diciamo, fuori dalla Sardegna, e quando ho preso la nave non sapevo se sarei tornato nella mia isola, non sapevo se sarei tornato nella mia città. E vi assicuro che quel viaggio è stata una delle esperienze più tristi che io ho fatto nella mia vita. Ora, facendo ovviamente le debite proporzioni, io credo che una delle sfide che noi abbiamo di fronte è quella di garantire e assicurare una possibilità di crescita ad ognuna delle persone che vive nel Mediterraneo nella propria terra.
non perché non ci debba essere confronto, ma perché è la cosa più bella che si possa fare, dedicarsi alla propria terra e farla crescere. Poi se uno volontariamente vuole spostarsi, ben venga, ma non possiamo vivere in un mondo in cui le persone scappano da uno spazio e da un luogo perché non hanno un'opportunità, scappano perché c'è una guerra, scappano perché c'è un conflitto, scappano perché non possono esprimere le proprie opinioni e non possiamo nemmeno pensare che, come dire, un continente si possa svuotare in un altro, perché faremmo in, come dire, dimensioni opposte lo stesso errore che è stato fatto forse 150 anni fa, quando si è pensato che la soluzione alla crescita di alcuni stati o comunque l'affermazione di alcuni stati fosse la colonizzazione delle altre terre. Sono modelli che non funzionano. La vera sfida, ed è una sfida complicata, difficile, è riuscire a costruire modelli che permettano l'integrazione delle proprie città, l'accoglienza vera, perché io lo dico, noi da 10 anni parliamo di emergenza sui flussi migratori, è una cosa che dura 10 anni, non è più un'emergenza, è un fattore permanente. E onestamente non sono convinto che in questi 10 anni abbiamo fatto accoglienza. Abbiamo messo una pezza ai pantaloni, niente di più, perché non abbiamo offerto opportunità. La vera accoglienza è garantire a chi arriva di avere le stesse opportunità e possibilità di chi vive in questa terra, chi vive nel mondo occidentale. Noi non lo facciamo finta di farlo. Quindi la vera sfida è riuscire da un lato a costruire integrazione, a costruire ponti, a costruire percorsi di crescita all'interno della nostra area, del nostro mondo, e dall'altro riuscire anche a costruire opportunità sui loro territori, perché se no il problema non si risolverà mai. E lo dico, io credo che noi, come anche per la storia che abbiamo, prima l'arcivescovo diceva che nel dialetto siciliano ci sono tante parole arabe, ci sono parole normanne, noi ne abbiamo spagnole, ne abbiamo greche, lo stesso, ne abbiamo arabe, ne abbiamo tantissime. Dicevo, io penso che la Sardegna sotto questo punto di vista possa giocare un ruolo fondamentale se riuscirà a capire che il Mediterraneo è una risorsa per l'isola e soprattutto che siamo un ponte naturale in una logica, io lo dico sempre, euro-mediterranea, un ponte naturale tra le due sponde del Mediterraneo, tra quella che va più a nord, che poi ci porta in Europa e che vede tanti giovani fare ormai esperienze comuni, è quella della sponda sud. Abbiamo un ruolo fondamentale, forse dobbiamo crescere come consapevolezza, come dire, sia non solo politica ma anche sociale, perché poi, insomma, sicuramente la politica gioca un ruolo importante, ma poi lo gioca anche la società civile. Dobbiamo crescere tutti sotto questo punto di vista della consapevolezza del ruolo che la Sardegna può giocare all'interno del Mediterraneo. Grazie al sindaco di Cagliari. Io chiudo qui questo incontro che mi è sembrato molto molto arricchente, che ha puntato i riflettori su una forte coscienza mediterranea che si sta sempre più sviluppando. Chiederei agli insegnanti e ai ragazzi una grande attenzione per questa carta di Firenze, che non conoscevate sicuramente e che adesso avete sentito parlarne. Andate a vedere di cosa si tratta, andate a vedere chi è Giorgio Lapira, uno ex sindaco di Firenze, cui si ispira alla sua eredità questa carta, e io vi saluto con questa frase del cardinal Bassetti, che all'epoca della firma della carta, quindi 26 febbraio del 2022, era presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Quella carta è un patto sociale, un patto di amicizia sociale. La Carta di Firenze è un raggio di luce nell'ora più buia. Portatela nelle vostre città, e lo stiamo facendo oggi, nelle scuole, e lo stiamo facendo, nelle comunità religiose, e lo stiamo facendo, nelle parrocchie. Divulgatela, ma soprattutto incarnatela nella vostra vita, e questo lo dobbiamo ancora fare. Vi ringrazio, ciao a tutti, buongiorno. Allora ragazzi,